La polemica a Vicenza ha un indirizzo, via la clausola contro il fascismo. È la prima città in Italia che per concedere gli spazi pubblici chiede non più e non soltanto di ripudiare il fascismo, ma mette al bando tutti i totalitarismi. Eppure, da quando il Consiglio Comunale ha ratificato questa decisione, l'assessore Silvio Giovine è finito nel mirino di alcuni haters, gli odiatori online, che gli hanno scaricato addosso sul web insulti e minacce. Mi sono addirittura dovuto recare in questura stamattina per formalizzare una denuncia, considerando che ormai da 12 ore ricevo insulti, minacce, addirittura di morte. Non spaventano, sappiamo bene come ragionano loro signori, noi andiamo avanti convinti di aver fatto la scelta giusta. Nessun passo indietro. A Vicenza la modifica alla clausola precedente è definitiva e attenzione, non mette in discussione il ripudio del fascismo in quanto forma di totalitarismo, ma amplia, allarga il concetto, disconoscendo anche tutte le altre dittature violente che hanno segnato la storia, ricomprendendo il rifiuto di qualsiasi forma di violenza a fini politici. Ma qual è il problema? Aderire ai principi della nostra Costituzione? Oppure il rifiuto di tutti i totalitarismi? C'è qualche totalitarismo per questi individui che non si deve ancora scalfire il 2020? E così a Vicenza il nuovo regolamento che prevede la concessione degli spazi pubblici a chi dichiara di riconoscersi nei principi e nei valori fondamentali della Costituzione e di ripudiare qualsiasi forma di totalitarismo e l'uso della violenza a fini politici ha scatenato una reazione forte. Qualcuno ha messo la foto di Silvio Giovine a testa in giù e c'è chi gli ha ricordato che a Piazzale Loreto, dove venne appeso il corpo di Mussolini, c'è sempre posto. Vogliamo ancora ragionare con morti serie A e serie B? Io mi auguro veramente che questa gente rinsavisca e che tutto il secondo conflitto mondiale venga definitivamente consegnato alla storia per una reale ed effettiva pacificazione nazionale.